La prima domenica della festa di San Calogero è andata bene, tantissima gente ha voluto assistere alla processione nei vari momenti, sia la mattina che la sera. C'è chi ha fatto il viaggio a piedi scalzi fino al santuario, altri offrivano il pane ai fedeli, segno appunto di fede al santo. Quest'anno una grande partecipazione dovuta anche al fatto che si è ritornati a baciare la statua, cosa fino a qualche edizione fa vietata. Commozione della folla e applausi nella processione serale allorquando una bambina con una cicatrice visibile sul petto è stata portata a baciare la statua. La sera la processione ha visto partire il santo dall'Addolorata attraversando via Garibaldi, via Atenea con le fiaccole accese dei fedeli, a precedere il santo le motoape parate, i ragazzi dei tamburi di Girgenti con i loro suoni avvolgenti, fino ad arrivare al Viale della Vittoria dove sono stati eseguiti i fuochi di artificio. In testa al corteo le autorità civili, il sindaco Miccichè, l'onorevole Pisano, il presidente del Consiglio Civiltà e quelli religiosi, don Giuseppe Lentini, padre Pippo Matracchia e don Gerlando Montana Lampo. Ormai dopo un giorno di stare fuori tocca ritornare a casa, a San Calogero. Ha incontrato i fedeli e i fedeli hanno incontrato lui, abbiamo avuto modo di poter apprezzare la vicinanza con il nostro santo. Chiediamo ora ancora aiuto e protezione per il proseguo delle festività. È commossa la presenza di folla attorno al santo, una folla molto superiore a quella degli anni precedenti al Covid, quindi come se c'è un ritorno alle vecchie abitudini. Anche perché quest'anno si può baciare il santo. Sì, non si può baciare, comunque è sempre al centro delle attenzioni dei fedeli. Sindaco, anche lei qui a questa processione, una processione molto sentita con, come al solito, tantissima folla. Diceva il prete quest'anno forse più degli altri anni? Sì, è una processione molto sentita, Agrigento continua con la sua tradizione. La festa di San Calogero, sì, è vero che è una festa pagana, però coinvolge l'intero territorio. Da qui parte anche un grido di pace, di accoglienza, di serenità, di integrazione. Poi c'è il Santo Nero e quel monaco proprio che veniva dall'Africa, era anche un messaggero di pace, venne per liberare la città dalla peste, quindi rimase questo simbolo. Noi ogni anno lo ricordiamo e ripeto, questo è un momento per unirci e per pensare alla pace e alla serenità in tutto il mondo. Invochiamo magari l'acqua. Ma anche l'acqua, certo, il problema dell'acqua, la crisi idrica è pazzesca e la siccità ha un grande ruolo, però spero anche nell'interessamento di tutto lo staff politico regionale e nazionale affinché le misure di compensazione possano essere messe in essere. E dopodomani saremo di nuovo alla regione, poi io mi trasferirò a Roma per affrontare sia in regione che a livello del governo nazionale anche questa problematica critica. Non voglio lasciare assolutamente la mia città da sola e sono al fianco dei miei concittadini, capisco bene quello che stanno passando. Sentiamo un confrate della confraternita di San Calogero, una processione intensa anche oggi? Ma è una partecipata, oserei dire. Ancora la gente è attaccata a questo santo, anche se secondo me dovrebbe essere già per il Cristo che dovrebbe essere la traino verso la gente. Sicuramente guardano San Calogero e cercano di imitarlo. Quando spiegaci perché la statua è imbrigliata dalle corde? È perché è un modo particolare per avere un contatto che magari la gente vorrebbe salire sopra, ma è impedita. Con questo discorso delle corde è come se avessi un contatto diretto con San Calogero. E quindi dico, la fede è anche questa qua, riconoscere in questo contatto, in questo forza simbolica, avere il contatto diretto col santo San Calogero. È una fede popolare, un po' di folklore abbastanza rinomato, però non bisogna toglierlo perché la gente ama anche queste cose e prega i santi così e ha bisogno di invergorare
di pregare così, anche se è tutto folklore. Però anche la città ha bisogno di questo. In un momento difficile che stiamo attraversando, anche per le guerre. Come? Dico, in Ecco. questo momento difficile anche per via di queste guerre. Io direi tutte la queste mancanza di acqua, insomma tante problematiche. Io direi però troppi soldi si spendono. San Calogero non è contento perché lui portava il pane ai lebbrosi e noi con queste luci, con i giochi pirotecnici sprechiamo tanti soldi e potremmo mandarli ai poveri, a questi che muoiono nella guerra, che non hanno acqua, non hanno pane. Quindi penso che San Calogero sarebbe più contento. Il suo nome gentilmente? Sor Maria Ausilia Consiglio. Parliamo di questa Vespa che avete... Quanto tempo avete messo? Cosa vi ha... 5 mesi. E quindi? Avessi 2 anni e mezzo che parlo. L'ha aiutata qualcuno? Mia moglie E basta? e mio figlio. Ok, questo è segno di devozione al santo? Sì.